Mirko De Girone, un 5-1 davvero importante, ma più che altro ecco, c'era la vittoria che volevate a tutti i modi. Sì, volevamo la vittoria a tutti i costi, ne abbiamo parlato prima della partita con i ragazzi, 7 mesi che ci danniamo l'anima, che sputiamo anima e sangue e quindi vogliamo mantenere questa classifica con i denti e con le unghie. E devo dire che abbiamo fatto una vittoria, ma abbiamo fatto una vittoria convincente, non tanto per il risultato che comunque è largo, ma anche sotto il profilo del gioco. Stasera non ho niente da dire, anzi sono felicissimo per come abbiamo giocato. Abbiamo avuto anche dei momenti di difficoltà, ma perché il Monza è una signora squadra, messa molto bene in campo, con dei ragazzi veramente forti individualmente, ma anche un collettivo veramente molto preparato. E quindi la vittoria vale doppio perché è stata una vittoria veramente importante. Poche volte abbiamo giocato così bene, veramente, nel senso che abbiamo fatto delle ottime prestazioni ancora, ma stasera sotto il profilo del gioco abbiamo fatto qualcosina in più. Dopo il buon pareggio con il Lodi, temevi la trasferta di Giovinazzo, ormai sei navigato anche te la distanza, la voglia chiaramente di punti della squadra pugliese che lottava per non retrocedere, una partita purtroppo che degli episodi l'hanno un attimino così fatta scivolare in un modo diverso, eravate andati sul 2-2 e anche lì il carattere si era visto. Sì, il Giovinazzo si sapeva che era una partita durissima, trasferta lunga, ma avevo paura di questo trittico perché era molto attaccato, come ti dicevo l'altra volta, Lodi, ritmi altissimi, Giovinazzo una squadra che ha il coltello tra i denti e che ha delle individualità, scusate, tecniche importanti, e in più dopo arrivava il Monza, anche loro con tanta quantità, con qualità, con ritmi alti, e quindi era un tour de force importante e penso che tutto sommato l'abbiamo superato bene perché Giovinazzo comunque non è un campo facile ed è una squadra che ha una classifica falsissima per quello che può mettere in campo.